Circular Medical Expo Innovation for Global Health, la nuova fiera internazionale protagonista per 2 giorni a Padova favorendo l'innovazione nel campo della salute globale, un evento che ha rappresentato un punto d'incontro per le tante realtà coinvolte. Un'edizione zero, un'edizione molto importante perché i riscontri sono positivi, una buona partecipazione, oltre 50 aziende, mirata in un settore, quindi aperto ai professionisti, grande opportunità ma grande anche mostra delle nostre aziende venete e non venete che sono presenti nel padiglione. Oltre 50 le aziende presenti operanti in vari campi del settore biomedicale, provenienti da tutto il Veneto e anche da fuori regione. Ortomedica è un'azienda leader perché opera da più di 90 anni nel settore dell'ortoprotesica. Siamo di sede a Padova, dopo abbiamo filiali in tutto il nord-est, in Lombardia e in Piemonte. Trentuno è una realtà padovana che ha circa una ventina d'anni, da sempre opera nel mondo dell'ingegneria a conto terzi, ingegneria di frontiera, per cui facciamo prodotti e servizi molto innovativi con un alto tasso di innovazione. Presentiamo non tanto la macchina che fa gli spritz quanto la tecnologia che ci sta dietro. Noi agiamo in un mercato come quello dei laboratori di microfluidica dove costruire nuovi strumenti per i laboratori è molto costoso, porta via molto tempo e denaro. Noi abbiamo costruito una specie di macchina Lego dove partendo da una macchina universale un cliente può crearsi il suo nuovo strumento di laboratorio in una frazione del tempo e del costo. Noi siamo un'azienda attiva sul territorio nello specifico di Verona da oltre 10 anni. Nasciamo come settore odontoiatrico ma specialmente negli ultimi anni abbiamo diversificato essendo che i nostri dispositivi sono diventati multidisciplinari e possono essere utilizzati in altri settori sia medicali che non. Sono un inventore, abbiamo realizzato con l'ingegneria industriale e la microbiologia molecolare questa nuova radiazione scoperta un po' per caso che grazie a campi magnetici e a UVC riusciamo a sanificare in poco tempo sia superfici che aria. Yotinga è un'azienda che si occupa principalmente di Internet of Things, Internet delle cose, l'abbiamo fondata nel 2019 con l'obiettivo di portare innovazione in quello che era appunto l'ambiente dei prodotti connessi. Quindi già nel 2022 abbiamo vinto un premio a Las Vegas, SES Innovation Award, con dei prodotti legati all'ambito della domotica. Da lì abbiamo deciso poi di espandere il nostro business anche nell'ambito industriale.